In tanti hanno recitato questa poesia del grande Trilus. Ora ci provo anch'io. Ascoltatela. L'uccello nella chiesa. Era d'agosto ed un povero uccelletto, ferito dalla fionda d'un maschietto, andò per riposare l'ala offesa sulla finestra aperta di una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessar la gente. Mentre in ginocchio alcuni, altri a sedere, dicevano fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise al petto. D'un tratto un cinguettio ruppe il silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore. E scuro in viso, peggio della pece, si arrampicò sul pulpito e poi fece: «Fratelli, chi ha l'uccello per favore, esca fuori dal tempo del Signore». I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero ad alzar le suole. Ma il prete a quell'errore madornale: «Fermi!» gridò. «Mi sono espresso male, rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire». A testa bassa, con la corona in mano, 100 donne si alzarono piano piano, ma mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò: «Sbagliate ancora! Rientrate tutte quante, figlie amate, ch'io non volevo dir quel che pensate. Ecco, quello che ho detto torno a dire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire, ma mi rivolgo, non ci sia sorpresa, soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa». Finì la frase e nello stesso istante le monache s'alzarono tutte quante e con il volto pieno di rossore lasciavano la casa del Signore. «Oh Santa Vergine!» esclamò il buon prete, «fatemi la grazia se potete». Poi, senza far rumore, dico piano piano: «Si alzi soltanto chi ha l'uccello in mano». Una ragazza che con il fidanzato si era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto: «Che ti dicevo? Hai visto? Se n'è accorto».